L'emergenza docenti per la scuola veneta rischia di essere peggiore del previsto, lo afferma l'assessore Elena Donazzan. Stando ad alcune indiscrezioni, i dati forniti dal Ministero alla conferenza Stato-Regioni rischiano di non essere corretti. Potrebbe essere stato contato 2 volte l'organico di potenziamento assegnato per tutta Italia, il che avrebbe viziato il dato reale sulla presenza degli insegnanti, aumentando il numero delle carenze. Serve una verifica urgente. A 4 giorni dall'inizio delle elezioni mancherebbero 468 professori. Ahimè, soprattutto per la scuola primaria la situazione è difficile perché qui stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di genitori che devono organizzare il loro tempo della vita e non sanno se quell'offerta formativa al tempo pieno che avevano chiesto sarà o meno autorizzato. Secondo la senatrice del PD Laura Puppato, invece, il problema non sussisterebbe, poiché il numero di studenti e quindi di classi da seguire in Veneto sarebbe diminuito. Stizzita la replica della direttrice scolastica del Veneto Daniela Beltrame. Visto che i dati del Ministero arrivano prima nel mio ufficio e non alla Puppato, ha detto, invito la senatrice a venirli a consultare presso la sede dell'ufficio scolastico regionale.